In che gnot il re non arrivava a chiappasiun. Allora all'ordinà che portassero i libri des memoris, lis cronachis, e a fuorin les in presenza del re. Si chiatà scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigtan e Teres, i due chiastras del re, guardians de puarte, che aveva inciruto di mettere l'isman sulla persona del re Assuero. Allora il re domandò: «Ce si ha il fatto per dare a Mardocheo onore e grandezza sore di chest?» I giovins, che servirono il re, risponderono: «Non si è fatto nulla per lui». Disse il re: «Cui è il talandit?» Per combinazione, Aman era venuto talandit, giusto fuori dal palazzo, per dire al re di picchiare Mardocheo tor dal pal che aveva prontato per lui. I giovins, famesi dal re, disero: «Vecchi, alle Aman talandit?» Disse il re: «Cal vegni dentri». Aman all'entrà e il re il disse: «Ce si al di fai a un uomo che il re al dai onor?» Aman al pensà: «A cui varessi al modo di dai onor il re, se no a me?» Aman al rispondè: «Palom che il re al dai onor, sia di chioli la toni real, che par solit al metti intor il re, e il chiaval che par solid lo monte il re, e sul suo chiav sia di metti una corona real, sia di consegnare la toni e il chiaval a un dei principi più nobili del re, sia di rivestire di chetonie l'uomo che il re alul dai onor, e sia di far passare il chiaval fur par fur le strade de città, e sia di sberlare denandi lui. Così al succeda l'uomo che il re alul dai onor». Allora il re disse a Aman: «Svelt, chiol sulla toni e il chiaval, come che tu has detto, e fas così a Mardocheo, il giudeo, che le donne de puarte dal re. Non sta la sa fornuia di ciò che tu has detto». Aman al chiole sulla toni e il chiaval, al rivestì con la toni a Mardocheo, e fase passare chiaval fur par fur le strade de città, e al berlave denandi lui. Così succeda di che l'uomo che il re alul dai onor. Poi Mardocheo al tornò donne de puarte dal re, ma Aman all'è immediato a chiesa, tutto intrifat e col chiaf tapponato con un velo. Aman i contazze res la sua femmine e a tutti i suoi amici che le era succeduto. I suoi consiglieri la sua femmine, Zeres, i diserin: «Se Mardocheo, che tutto ha scominciato a sbassarsi denandi lui, alle degli arnasi dei giudeos, non tu potràs fa nuie quintri di lui, che anzi ti toccherà di soccombi denandi lui». A ieri anche moda ora fevelà che arrivarono i chiastras dal re e spessearono accompagnare Aman al gustà che Ester aveva prontato. Il re e Aman erano dunque a gustà con la regina Ester. Anche in queste seconde giornate, intanto che era da ora bevi il vin, il re disse a Ester: «C'è robe usto domandami, mo, regina Ester, ti sarà date, c'è bramis tu, sal fos magari anche miez dal mio ream pal sarà fatto». Allora la regina Ester rispondè: se voi mi hanno aggraat, re, e se così para al re, o domandi che mi sia di lasciare la vita e o brami che sia disparagnati il mio popolo. Perché io e il mio popolo si sta svendus per essi frucias, copas e svidris. Se fossi sta svendus per diventare sclas e sclavis, o varessi intasut, ma il nostro nemico non è più in stato di come dà il damp che varrà al re. Allora il re Assuero gli domandò alla regina Ester: «Cui esal e dura esal che il l'ha pensato di fare un atto di queste sorte?» Gli rispondè Ester: «L'avversari, il nemico alle che il delinquente Aman». Vi udinti il re e la regina, Aman si voltà di sangue pal terror. Il re, fur di sé, allievà su de taule e escita al giardino dal palazzo, biel che Aman arrestà per domandare la grazia de vite alla regina Ester, perché al viodebbe non che da par dal re la sua fine era segnata. Poi il re al tornato al giardino te sale che si gustava. Intanto Aman si era buttato giù con la musa partiera denando a liet, la che era poi della regina Ester. Allora il re al berlà: «Hai al forsit che di doprà la regina sotto i miei voi in chiesa me?» Appena che queste parole salta fuori de bocche del re, a Aman i metteri un veli per zore de muse. Carbonà, un dei chiastras, al disè in presenza del re: «Ve, e han parfin plantato un pal
di 50 comedons in chiesa di Aman, fat prontà di Aman per Mardocheo, che aveva fevelat pal ben dal re. Disse al re, picchiailo lui. E così Aman fu picchiato dal pal che aveva prontato per Mardocheo, e la fumata dal re si bonà.